Questo per farvi capire su per giù com'era strutturato il villaggio, anche perché è una addossata all'altra qua come costruzione. No, ma era dentro. Noi li abbiamo visti tutti. Prendo io. Vuoi l'antizanzare, Paolo? Mi hai dato i due pianti di zanzara? Baricentro basso. Devi passare forse dove c'era Paolo. Devi levare te. Ah, deve vedere? Sì, sì. No, non andate in due, che pericolo. No, infatti, non mi No, 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 no. Avanti. No. Mario? Punta? Salina. No, per la ripresa, capito? Qua si va? Sì. Noi abbiamo Zeffirelli qua. Altra cosa pare non deve mettere. Noi siamo partiti da Oliena, abbiamo fatto diversi chilometri, siamo arrivati all'abitacolo di Torgali. Da Torgali siamo andati a Genna Silana, Passo di Silana. Dal Passo di Silana abbiamo preso la strada di Isgrutas e siamo andati a Sedda Arbacas. Da Sedda Arbacas siamo andati su Campus a Carcara. Da su Campus a Carcara siamo tornati indietro e abbiamo ripreso la propria strada e siamo arrivati di nuovo al passo di Genna Croce. Genna Croce abbiamo preso la statale 100, la 125, la 125 e da lì abbiamo preso per Baunei. Da Baunei siamo andati all'altipiano del Golgo, dall'altipiano del Golgo abbiamo fatto Monte Cinircu in direzione di Irbidossili, ovile di Irbidossili di Salvatore Piras. Da lì abbiamo pranzato e siamo ripartiti per fare Punta Salinas, l'ovile di Punta Salinas. Poi a ritroso siamo tornati all'ovile di Irbidossili e adesso andiamo sempre con la strada verso Baunei per poi proseguire per Pedralonga, Santa Maria Navarrese, Lanusei, la statale che ci porta a Nuoro.